Buongiorno cari amici di Black and White e benvenuti alla terza puntata di Terre Animali. Oggi ci troviamo alla Grotta del Lupo. Seguiteci! Buongiorno Edward. Ciao Elisa. Grazie per ospitarci qui alla Grotta del Lupo. Benvenuti a voi. Prego, accomodate pure. Raccontaci un po' del tuo allevamento. Qui alla Grotta del Lupo noi alleviamo due razze, in particolar modo il maltese, che qui è un cucciolo di 25 giorni, e il pastore tedesco, sia da lavoro che da bellezza. Il maltese è un cane di piccola taglia, ideale per tutte le famiglie, sia per famiglie giovani che per i più anziani. Ideale per i bambini, è molto zuccherellone, è un cane di piccola taglia, siamo attorno ai 4 kg, 3,5 kg, 4 kg di peso. Come dici, è adatto per i bambini proprio perché viene consigliato dai pediatri per il suo pelo. È vero anche questo. Il cane maltese viene consigliato da molti allergologi e da molti pediatri per questa motivazione. Il pelo, o meglio, il sottopelo è inesistente in questa razza. Da piccolo fino da adulto non perde quasi mai pelo. Ha un cambio fisiologico normale come per noi per i capelli, però il sottopelo non esiste e perciò non lo perde. In primavera, come molti cani che perdono molto pelo, e lui non ne perde assolutamente nulla. Bene, partiamo anche dalla nascita di questa razza. Sì, il cane è un cane abbastanza storico perché è una razza molto antica, si parla di più di 2000 anni fa. Era un cane che veniva dato, avevano le dame romane, le dame greche, ancora al tempo greco-romano, e era diffuso in tutta l'area del Mediterraneo, Nord Africa e Sud Europa, quindi tutta l'area fascia della costa mediterranea. Poi con il passare del tempo è diventato anche un cane di utilità perché veniva imbarcato sulle navi per la caccia ai topi. In un secondo momento, soprattutto verso il 1800, il cane è andato quasi a estinguersi perché non c'era questo grande interesse sulla razza. Poi, attorno al 1900, l'Inghilterra, soprattutto gli allevatori inglesi, l'hanno ripreso, l'hanno riselezionato per diventare un cane da compagnia che attualmente è uno tra i più diffusi. Oggi c'è molta confusione tra il maltese toy, nano, mini nano. Ecco, sì. Chiariscici le idee una volta per tutte. Allora, il maltese esiste un maltese solo, il maltese normale, che è considerato toy. Toy perché? Per la cinofilia internazionale toy significa sotto i 5 kg. Il maltese, essendo un cane che va dai 3 ai 4 kg, è considerato toy. Per l'ENCI, cioè l'Ente Nazionale Cinofila Italiana, e per la cinofilia internazionale, cioè la Federazione Cinofila Internazionale. Cosa succede? Succede che molti pubblicizzano questo mini nano, mini toy, nano. Ecco, è vero che in Corea e negli Stati Uniti è stata selezionata una razza affetta da nannismo, sottolineo affetta da nannismo, è un problema genetico. È vero che pesa sotto i 2 kg, ma non è ancora stata riconosciuta e probabilmente non sarà mai riconosciuta dalla Federazione Cinofila Internazionale. Questo perché? Perché è un cane con gravi problematiche, sia a livello scheletrico, muscolo-scheletrico, sia a livello cardiovascolare. Quindi è un cane con molti problemi. Il maltese originale e il maltese più sano che si possa avere è un cane che va dai 3 ai 4 kg. Ci sono delle eccezioni, magari 2,8 kg, 2,9 kg, però. Quindi toy è l'unica maltese considerato che è maltese toy. Ed ora siamo in compagnia di questo meraviglioso cucciolo di pastore tedesco. Sì, come detto prima, noi alleviamo anche i pastori tedeschi da bellezza e da lavoro. Lei è un cucciolo di pastore tedesco nero da lavoro a circa 30 giorni.
Faccio dei cenni storici per capire un pochino la razza. Il pastore tedesco è una razza molto recente e il primo esemplare riconosciuto risale al 1899, quindi non tantissimo tempo fa. Poi durante e dopo la seconda guerra mondiale il pastore tedesco si è diviso in due rame, quello di bellezza e quello di lavoro. Quello di bellezza spinto dal film Rin Tin Tin. C'era un bellissimo pastore tedesco nero focato e da lì le famiglie si sono interessate, incuriosite per il pastore tedesco e hanno cominciato ad acquistarlo, è diventata una razza molto diffusa. L'altra invece è un ramo completamente selezionato per il lavoro, è un cane più scuro, completamente nero o comunque grigio focato, chiamato volgarmente grigione, selezione molto più energica, molto più duttile nel lavoro, cani che vediamo in dotazione alla polizia, finanza, di tutto il mondo. Il pastore tedesco nasce come cane pastore, ma sappiamo che nel corso degli anni ha acquisito anche vari appellativi, tra cui proprio il cane poliziotto. Sì, il cane pastore, appunto pastore tedesco, è nato come cane da pastore. Il cane da pastore era un cane molto tranquillo, controllava il gregge, era affidabile, mai aggressivo, andava d'accordo con altri cani e soprattutto non morsicava il gregge, cosa molto importante perché era la parte importante dell'economia di quel tempo. Cosa è successo? È successo, come ho detto prima, nel dopoguerra il cane da pastore tedesco è stato selezionato non solo per la bellezza ma per il lavoro. Lavoro di che tipo? Lavoro nelle unità cinofile della polizia, dei carabinieri, della finanza, di tutto il mondo, e anche come cane da utilità per la guida per i ciechi, per la protezione civile, quindi un cane da soccorso sia di superficie che per macerie. Li abbiamo visti magari nei terremoti, nelle macerie, li abbiamo visti negli aeroporti per cercare droga o armi all'interno, o bombe all'interno delle valigie, ecco. E questo perché tutti i cani sono predisposti a fare queste tipologie di lavoro, o meglio tutti, molti. Però il pastore tedesco riesce a coprire 360 gradi tutte queste, cioè da cane da pastore a cane da compagnia, fino a diventare un cane proprio vero e proprio da utilità per tutto. Invece riguardo all'aspetto sappiamo che ci sono dei colori ufficiali e altri no, come il bianco. Sì, allora qui abbiamo un esemplare completamente nero. Il bianco è un colore che non è accettato, o meglio è accettato solo se puntiforme. Il pastore tedesco bianco esiste, non è chiamato pastore tedesco bianco, è chiamato semplicemente pastore svizzero. È una razza a sé, ha le stesse caratteristiche morfologiche, però cambia completamente nell'aspetto esteriore. Per quanto riguarda invece i colori più conosciuti, il colore più conosciuto è il nero focato come Rex, Rin Tin Tin. Poi c'è un grigio focato che è un po' più scuro e un po' più grigio, e il completamente nero. È accettato anche il color sabbia, completamente sabbia, quindi senza focature e senza sfumature. Ecco, possiamo andare a vedere questa cucciolata? Certo, ti accompagno. Eccoci qua. Vediamo un po' la differenza dei colori dei pastori tedeschi. Sì, allora questo è un nero focato, è un cucciolo di nero focato di 75 giorni. Qui invece abbiamo dei cuccioli di 70 giorni di grigio focato, volgarmente chiamato grigione. Questi sono cani da lavoro, molto più snelli, molto più veloci, molto più dinamici. Lui invece è un cane da bellezza. Vedete, morfologicamente, obiettivamente sono più belli da vedere loro, però loro sono molto più funzionali, molto più svegli, molto più dinamici. Entrambi sono pastori tedeschi. Ringraziamo Edward per averci ospitato nella Grotta del Lupo. Grazie a te, Elisa. E non perdetevi le prossime puntate di Terre e Animali. State con noi!